Buongiorno a tutti dall'Arcoveggio, convegno di corse di giovedì 7 marzo. La prima corsa è riservata a puledri di 3 anni, sulla distanza dei 1660 metri, sono 11 dietro l'autostart, lo schieramento 1 Fernandel Mick, 2 Frankie Bright, 3 Ferrarsi, 4 Frizzo, 5 Faith, 6 Francie Jet, seconda linea 7 Fremont CR, 8 Felicità RG, 9 Falcon Baldone, 10 Flora 3B, 11 Unica SLM. Proprio Unica SLM, la netta favorita, Alessandro Gocciadoro in sediolo, reduce dal successo al debutto. Intanto ha sbagliato Francie Jet e in partenza è veloce Frankie Bright che va a condurre. Numero 4 Frizzo squalificato. Tanto la squalifica per Frizzo, è veloce all'esterno anche Unica SLM che si accoda poi in seconda posizione. Vedremo se tirerà dritto Alessandro Gocciadoro, se andrà subito Numero a chiedere 10, strada a Flora Frankie 3B, Bright. squalificato. E dopo 200 metri in 15,1 insiste l'allieva di Alessandro Gocciadoro per passare a condurre in 300 metri esatti e guidare dunque in meno di 400 metri. La favorita è al comando, 29,9. Il primo quarto di gara, Frankie Bright è in seconda posizione, gli altri seguono più distaccati, tutti comunque incolonnati in fila indiana dopo 600 metri completati nell'ordine del 45,5 con un parziale in 15,6 in curva. Prende 3 lunghezze di margine Unica SLM nei confronti di Frankie Bright. In terza posizione rimane Fernandel Mick davanti numero a Fremont 5 CR. Faith squalificato. Poi più indietro vediamo Felicità RG, mentre ha sbagliato anche Faith. Se n'è andato intanto il mezzo miglio iniziale e il chilometro è coperto nell'ordine del 1,16,5 da parte di Unica SLM. In seconda posizione rimane Frankie Bright davanti a Fernandel Mick, non cambiano le posizioni a 400 dal palo, con Unica SLM che continua a condurre. Frankie Bright in seconda posizione, in terza Fernandel Mick, nessuno degli altri riesce a progredire e siamo a metà della curva finale con Unica SLM che aumenta il proprio vantaggio, accelera sensibilmente, parziale in 14,9 per arrivare in addirittura d'arrivo isolati in avanti. Il successo netto per Unica SLM che replica così la vittoria del debutto. Secondo posto per Frankie Bright, al terzo resiste ancora Fernandel Mick contro Fremont CR. 1,15,5 il ragguaglio conclusivo, 29,7 a chiudere. E ancora una bella impressione per questa allieva di Alessandro Gocciadoro che è ovviamente che al training per conto del signor Girolamo Casella. Andiamo a rivedere. Numero 11 di Unica SLM al primo posto, al secondo finisce Frankie Bright numero 2, al terzo Fernandel Mick numero 1.